invito a questa conferenza stampa. Oggi presentiamo non un semplice appello, ma una proposta di percorso aperto e condiviso. Non è un semplice appello perché nasce innanzitutto da un grande raggruppamento di forze politiche, sociali, sindacali, associative, comitati che sin da giugno scorso, precisamente dal 30 giugno del 2024, si stanno confrontando attorno alla questione, una questione importantissima per la Sardegna, che è la sua legge elettorale. Abbiamo avviato questo percorso di confronto senza nessuna primogenitura, con una volontà di aprire un dialogo importante e l'abbiamo fatto a partire da una necessità, di un'urgenza che sentivamo. L'urgenza è quella di far fronte a una crisi profonda della democrazia sarda, una crisi che si vede nell'aumento dei tassi di estensionismo, nella crisi di liquefazione delle forze politiche organizzate, nella torsione insomma, che vediamo non solo in Sardegna relativa al potere degli esecutivi rispetto a quello delle assemblee elettive. E sono processi importanti che travalicano anche la nostra isola, ma che nella nostra isola, a causa della crisi economica e sociale che viviamo da troppo tempo, sicuramente si incrementano, sono più forti. E quindi assistiamo a una crisi della rappresentanza, le persone si sentono distanti, poco ascoltate e conseguentemente la democrazia sana. Per questo, di fronte a questa situazione, noi pensiamo che senza timore di smentita, che la legge elettorale, la legge statutaria 1 del 2013 abbia giocato un ruolo molto importante nell'incrementare i processi negativi insomma, che assistiamo a livello mondiale, che sulla nostra isola impattano per quanto dicevo poc'anzi. La legge statutaria ha avuto sicuramente tanti effetti distorsivi, ormai risaputi. Noi abbiamo attenzionato all'interno del testo dell'appello che abbiamo sviluppato, abbiamo attenzionato alcuni elementi: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio regionale, che ha incrementato la personalizzazione della politica e il liderismo, i premi di maggioranza che hanno determinato un assetto maggioritario del sistema elettorale, che hanno imposto un bipolarismo forzato che non rende giustizia alla pluralità di voci che ci sono nella nostra isola, la pluralità di voci politiche, di differenze di posizioni, e ha distorto la rappresentatività democratica. Le soglie di sbarramento del 10 per le coalizioni e del 5% che hanno storicamente dal 2014, passando per il 2019 e per il 2024, eliminato il voto di decine di migliaia di persone. Soltanto quest'anno, nell'anno scorso, nel 2024, di circa 70.000 votanti che hanno espresso liberamente il proprio voto e che non trovano un corrispettivo di rappresentanza all'interno del Consiglio regionale. Le soglie di sbarramento, unite all'impostazione maggioritaria, hanno determinato il paradosso per il quale forze che raccolgono l'1% dei consensi o l'1,5% dei consensi possono ottenere dei seggi, quando forze che raccolgono molti più consensi restano completamente esterne. Ci sono altri elementi distorsivi che abbiamo registrato, di cui abbiamo discusso, ovvero il voto disgiunto, la possibilità che favorisce purtroppo un voto molto spesso clientelare, personalistico, a discapito della coerenza e della chiarezza del voto. La compressione della rappresentanza di genere. Il nostro Consiglio regionale è fortemente a dominanza maschile, e questo nel 2025, in una società dove il ruolo delle donne è essenziale e decisivo in tutti i ruoli, è impossibile che sul piano politico ci sia questa sottorappresentazione delle componenti dei generi, e quindi è un elemento decisivo per quanto ci riguarda. E in ultima istanza la compressione della rappresentatività territoriale. Ci sono circoscrizioni che hanno sempre una sottorappresentanza
rispetto e hanno delle soglie di sbarramento implicite altissime, e quindi tutti questi elementi hanno determinato un sistema elettorale che invece che includere, dare rappresentanza e, come dire, costruire un equilibrio tra stabilità e rappresentatività, hanno sacrificato la rappresentatività e hanno presuntamente, perché poi anche questo sarebbe da discutere, dato spazio esclusivamente alla cosiddetta stabilità. Di fronte a questo è aumentata, come dicevo, la sfiducia nelle istituzioni, i partiti purtroppo soffrono sempre di più, non riescono più a essere il luogo di sintesi, di elaborazione di proposta politica, perché sono stati sacrificati sull'altare di comitati elettorali costruiti spesso attorno a singole persone che si candidano e costruiscono la propria carriera in questo senso. Ecco, noi questo insieme di forze vuole riportare la democrazia e la politica con la P maiuscola nell'agenda sarda, nell'agenda politica della Sardegna di questi anni, perché su tutto si può discutere, ma non sul fatto che anche questa legge elettorale ha aumentato l'allontanamento delle persone dalla partecipazione politica. Se guardiamo l'astensione nel 2009 era al 32,4%, nel 2024 ce l'abbiamo al 48%. Qualcosa vorrà dire, ci sono certamente dei processi che travalicano, come dicevo prima, la nostra terra, ma sicuramente c'è anche una percezione dell'elettorato di non contare nulla, di contare poco nell'espressione del voto. Quindi qua siamo per restituire un senso al voto, pienamente, per restituire, per ridare senso a quell'esercizio di democrazia così bello, per il quale tanto si è combattuto e che c'è bisogno di ricostruirlo. Dare senso agli organi elettivi, riempirli di rappresentatività. Le persone devono sentire che il loro voto è valso, che il mio voto vale quanto quello di un altro e non ci sono differenze nel voto, il voto è come un altro. Questo è il senso del voto. E la proposta che facciamo quindi, dicevo, non è un semplice appello. Noi potevamo scegliere diverse strade, potevamo fare un semplice appello al Consiglio regionale per cambiare e riformare la legge elettorale, potevamo fare una proposta di legge puntuale e presentarla, col rischio che rimanesse in un cassetto, potevamo fare soltanto confidare in una discussione interna alla prima commissione, autonomia e ordinamento regionale, e invece stiamo scommettendo su qualcos'altro, stiamo scommettendo sull'avvio di un processo di riforma largo e partecipato, attraverso la costituzione, l'affermazione di un'assemblea itinerante del popolo sardo, delle forze politiche interne ed esterne al Consiglio regionale, delle forze sociali, sindacali, dei comitati, tutti assieme con un approccio trasversale, unitario, perché le regole del gioco elettorale le dobbiamo discutere tutti assieme. Chi è dentro le istituzioni e chi è fuori, chi è dentro le amministrazioni comunali e chi fa i comitati, tutti assieme. E questo perché pensiamo che il metodo sia sostanza, perché se abbiamo l'ambizione di cambiare la legge elettorale in un'ottica proporzionale, come proponiamo, in un'ottica democratica, e allora anche il modo di discutere questo cambiamento deve essere democratico, aperto a tutti, partecipativo. Ed è questa la scommessa che poniamo all'ordine del giorno oggi in Sardegna. E quindi abbiamo bisogno di una discussione che sostanzialmente si sviluppi nei prossimi mesi, distenda alla società sarda, al popolo sardo questo elemento di discussione, perché pensiamo che riguardi tutti, e distendendo questa discussione in seno alla società sarda si diano delle indicazioni precise, pian piano, con tanta pazienza, al Consiglio regionale, in modo tale che ci sia, come dire, una risposta a una discussione larga che si faccia insieme al Consiglio regionale, ma anche fuori da questo palazzo, tutti assieme. Non c'è nessuna competizione con altri percorsi di persone che vogliono
che si stanno organizzando per promuovere un cambiamento della legge elettorale. Nessuna competizione. Noi proponiamo un metodo alternativo, noi proponiamo un processo di discussione largo e partecipativo, perché pensiamo che sia questo il modo giusto di riuscire a coinvolgere le diverse forze della Sardegna che si muovono e che vogliono riequilibrare la rappresentanza e provare a dare delle risposte. Facciamo, e vado verso la conclusione, semplicemente diamo delle indicazioni. Non è un appello, non è una proposta di discussione che non prova a costruire una cornice. Noi proviamo a costruire una cornice prendendo atto che la legge elettorale attuale è profondamente ingiusta, antidemocratica e tutti i lati di cui stavo parlando poc'anzi. Noi diamo delle indicazioni di massima, delle indicazioni da discutere insieme. E allora diciamo che vogliamo discutere di un sistema proporzionale, con l'elezione del presidente in consiglio regionale, con eventuali correttivi necessari, come la sfiducia costruttiva. Pensiamo dunque che ogni voto debba contare, che ci debba essere semplicemente una redistribuzione dei seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. Non è nulla di nuovo, non è la rivoluzione, è semplicemente un qualcosa di normale per quanto ci riguarda. Pensiamo di voler superare l'elezione diretta perché è stato, a nostro avviso, un inganno. L'idea di che quella fosse democrazia diretta, purtroppo non è stato. Gli elettori si sono distanziati da questo esercizio sterile, a nostro avviso, e invece pensiamo che bisogna restituire alle forze politiche riempite di energia, di partecipazione, il compito di confrontare le proprie posizioni, perché per riportare le posizioni al centro dell'agenda e non i posizionamenti, le posizioni, le visioni di Sardegna. Pensiamo di voler abolire il voto disgiunto, perché per restituire coerenza e chiarezza al voto, perché la scelta degli elettori non deve essere equivocabile. Pensiamo di voler contestualmente, parlando di proporzionale, abbassare le soglie di sbarramento, perché non è tollerabile che ci siano migliaia e migliaia di voti esclusi dalla possibilità di avere una rappresentanza. Pensiamo che ci sia bisogno di una maggiore rappresentanza dei territori marginali, attraverso un aumento delle circoscrizioni territoriali e la suddivisione contestuale delle circoscrizioni maggiori, valutando eventualmente anche la costituzione di una parte di seggi attraverso un'elezione di una parte di seggi attraverso la costituzione, l'eventuale costituzione di una circoscrizione regionale, per valorizzare il voto di opinione, alla quale riferirsi anche per la quantità di firme da raccogliere per presentare le liste. Infine pensiamo che, e non per ultimo perché pensiamo che sia decisiva, una norma di democrazia paritaria che porti ad avere una composizione del Consiglio regionale in cui ogni genere sia rappresentato in una misura non superiore al 50%. Non è più tollerabile lo squilibrio attuale e il fatto che ci sia una sottorappresentazione fortissima di istanze e di sensibilità che non possono stare fuori dalla massima assemblea elettiva del popolo sardo. Diamo un appuntamento. Il 15 febbraio, sabato 15 marzo, scusatemi, sabato 15 marzo alle ore 16 a Bauladu presso il centro civico culturale in piazza Emilio Lussu, dove presenteremo in maniera aperta a tutti gli interessati i contenuti dell'appello, inizieremo a discuterli e avvieremo in quella sede questo percorso partecipativo in maniera ampia. Noi come forze politiche, sociali, sindacali siamo aperti a nuovi ingressi, siamo aperti al contributo di altre forze. Speriamo che questo metodo, e quindi questo è l'appello che facciamo anche ai consiglieri regionali, alle forze politiche di maggioranza e di opposizione, diventi il metodo principe per ridiscutere tutti assieme le regole del gioco e restituire la voce negata a tante e tanti sardi. Grazie. Apriamo le domande.
sul metodo, volevo capire come poi diventa qualcosa di estremamente concreto, perché qui insomma il tentativo di cambiare la legge elettorale non è da oggi che si fa, insomma diciamo che poi al momento opportuno c'è qualcuno che magari fa l'ognore, sostanzialmente insomma i consiglieri sempre insistono per andare a votare in questa maniera qui. Voglio capire come dal metodo diciamo così partecipativo, questo che parte da Mauraudi, come si arriva alla concretezza. Sì, Cioè magari, sì, ci saranno diversi appuntamenti dove ci sarà un ascolto forte delle istanze provenienti dai partecipanti, dalle forze politiche, sociali, sindacali, comitati, civici presenti, e si svilupperà pian piano una serie di punti molto più puntuali dell'appello che trovate. Ma è chiarissimo tutto quello che e si arriverà quindi a sostanzialmente una forma di piattaforma programmatica che speriamo insomma che venga utilizzata come base per una traduzione normativa delle istanze che vengono portate avanti. Noi scommettiamo su questo. Siete fiduciosi? È uno spazio questo dove bisogna misurare la quantità di democrazia che ogni forza politica possiede, perché è inutile che uno si dichiari democratico, però poi sulla legge elettorale la misurazione della democrazia non esiste, perché di fatto questa legge elettorale è una blindatura dello spazio politico che governa la regione, cioè con degli sbarramenti. Io qui ho fatto l'elenco delle regioni, è possibile che più del 60% delle regioni ordinarie e qualcuna da statuto speciale abbia delle percentuali che si aggirano dal 3 per la singola lista, il singolo gruppo, al 5% per i gruppi. E la regione sarda invece blindi con 10 e 5%, non è possibile. Allora c'è una volontà politica. Ecco che noi oggi proponiamo uno spazio perché ognuno si manifesti per il grado di democrazia che vuole avere. Cioè questa legge ha la pretesa di diventare una occasione di costituente del nostro popolo. Cioè vogliamo o no che qui ci sia in questa terra un riconoscimento non solo delle organizzazioni politiche esogene, ma anche di quelle endogene, perché ci sono. Questa blindatura bisogna toglierla, perché il fatto che non siano rappresentati oggi in Consiglio regionale è perché c'è una blindatura. Allora togliamo la blindatura, poi vediamo il gioco del voto utile, se c'è o non c'è. Oggi non ci sono le condizioni per rendere il nostro voto utile. Cioè, hanno creato le condizioni perché il voto utile sia soltanto quello dato allora. Ma noi non vogliamo metterla sul problema del piano indipendentisti o non indipendentisti, ma sul piano della democrazia. Ci misuriamo sulla democrazia. Vi dichiarate partiti democratici, vi riempite la bocca di democrazia. Benissimo, allora andiamo a misurarla questa democrazia. Un'occasione è questa apertura che stiamo facendo oggi. Andiamo, ci sediamo in un tavolo e misuriamo la democrazia. Vediamo un po', riconoscete o no che in questo popolo ci sono delle forze politiche, delle espressioni politiche storicamente presenti che oggi non sono presenti all'interno del Parlamento sardo? Sì o no? Questo lo riconoscete? Qual è la causa? La causa è la blindatura. Siete disponibili a confrontarvi a pari pari? Tutto qui è il problema. Posso? Allora, sono Gabriella Ranero, sono attivista all'interno del gruppo Sinistra Futura e ricorderete appunto che Sinistra Futura ha proposto nel proprio programma come punto il diritto alla rappresentanza e alla partecipazione, ponendo anche dei punti relativi alla modifica della legge elettorale. Quando questo percorso è partito, cioè ricordiamo anche che questo era contenuto anche all'interno, è contenuto all'interno del programma della maggioranza. Quando questo percorso è partito si è rivolto alle forze presenti anche in Consiglio
e c'è stato un interesse, una manifestazione di interesse. Sinistra Futura ha continuato con i propri rappresentanti, con i propri attivisti a seguire, a partecipare a questo processo, ha elaborato, ha condiviso, ha ascoltato quelle che erano le istanze che in parte coincidevano già col programma di Sinistra Futura, in parte sono appunto in una discussione aperta. E ovviamente nello stesso incontro di oggi, che è rivolto non solo alla stampa ma anche ai consiglieri, si propone di attivare questo processo all'interno del Consiglio attraverso quella che è stata descritta come una situazione di massima partecipazione che è tesa alla consapevolezza, perché siamo tutti convinti che per decidere su una legge elettorale occorre molta conoscenza e molta consapevolezza. E quindi riteniamo che anche appunto il popolo, l'opinione pubblica su questo debba essere preparata e debba fare un percorso di condivisione. Poi dopodiché Sinistra Futura, per esempio, assieme ad altri consiglieri all'interno della Commissione e del Consiglio, che altri gruppi che vorranno ascoltare e recepire, come appunto negli intenti questo, potrà farsi portatrice, quindi un modo di attuare anche questo, di lavorare proprio per l'iter legislativo all'interno del Consiglio. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io sono Manuel Pirino, rappresento Generazione Italia e anche oggi portavoce di Autonomia e Ambiente, che ha nel Partito Europeo dell'Est, dell'Alleanza Libera Europea, la sorellanza principale e quindi rapporti con Bruxelles. Noi, come ha ben espresso e presentato la proposta Danilo, siamo convinti e fiduciosi che il percorso debba nascere dal popolo. Siamo in una situazione molto delicata di democrazia, non entriamo in merito agli avvicinamenti che tutti conosciamo, non ci interessa minimamente questo, ma vogliamo semplicemente portare all'attenzione della Sardegna la necessità di costruire una grande assemblea popolare, quasi, permettetemi il forte paragone, una convocazione degli Stati Generali, senza un monarca ovviamente, perché si discuta, e la società sarda in tutte le sue rappresentanze discutano quella che sia la futura legge regionale. È ovvio che vi deve essere la consapevolezza, come abbiamo, che c'è un consiglio regionale che deve fare i conti con un popolo che è anche stanco, è anche in movimento e non più disponibile a tacere, e lo dimostrano le campagne che sono abbastanza diffuse in tutta l'isola. Il nostro è un appello di apertura, di grande democrazia, perché conosciamo la macchina della regione molto bene, quindi sappiamo che non serve servire a niente presentare un emendamento piuttosto che una legge, ed è un appello di fiducia e di positività. Sicuramente staremo molto attenti, come ha detto Caterina, Danilo e Bustiano, alla questione dei generi, perché c'è una grande confusione su questa questione qua, ed è per noi molto importante, e qualche partito, qualche movimento già lo ha inserito nel proprio programma, noi altrettanto, perché abbiamo sostenuto la Presidente, e a parte il cortocircuito che c'è stato, però comunque su questo vigileremo e su questo siamo a disposizione, perché questo grande movimento che partirà da Vallau il prossimo 15, scusate, vada a coprire tutte le città della Sardegna. Sarà comunque una manifestazione itinerante, non ci fermeremo a 3, 4, 5 paesi, ma diventeremo molto più numerosi, molto più forti, molto più rappresentativi. Siamo fiduciosi di questo e siamo convinti che questo palazzo, la politica, debba assolutamente prendere atto che il popolo si sta muovendo, non è più tempo di sottovalutare la posizione del popolo. Grazie. Quindi dico solo un paio di cose. Giovanni Fancello, Potere al Popolo. Ha ragione lei, non è la prima volta che si discute di legge elettorale, sono stati fatti tentativi in passato. La mia organizzazione politica, ma altre, hanno partecipato in passato a questi tentativi. Siamo però consapevoli di una cosa adesso, e cioè che
si è arrivati a un livello di discussione, un livello di elaborazione, di confronto e anche di capacità di mobilitare la militanza delle proprie organizzazioni che in precedenza non si era avuto. Io penso che questo sia un tentativo con delle buone possibilità di successo, bisogna essere ottimisti ma anche realisti. Questo successo naturalmente dipende non solamente dalle organizzazioni che fanno parte di questo gruppo e che hanno sottoscritto questo appello, ma anche di tutte le soggettività e le organizzazioni con cui andremo a confrontarci in futuro, non ultime ovviamente quelle che hanno una rappresentanza in Consiglio regionale, che non è detto che abbiano interesse a promuovere un percorso di questo genere. Noi ci crediamo perché siamo convinti di poter caricare di responsabilità le organizzazioni politiche che oggi sono in Consiglio regionale. Caricare di responsabilità significa avviare un percorso di promozione, di discussione, come dire, sulla legge elettorale, sull'importanza di riformare la legge elettorale, promuovere questo discorso fuori dal Consiglio regionale in una misura che non possa più essere trascurabile. Questo è secondo me il punto. Le organizzazioni qui presenti lo hanno fatto con un grande spirito di generosità, secondo me. Ciascuna di queste organizzazioni sarebbe in grado di scrivere una legge elettorale come la vuole, ok? Non l'abbiamo fatto, non abbiamo seguito questo percorso. Sarebbero 13-15 leggi elettorali uguali come impianto generale, ma con dettagli anche significativi diversi. Abbiamo rinunciato, ciascuno di noi e ciascuna di noi ha rinunciato a una legge elettorale esattamente come la voleva lui, una legge elettorale che in Consiglio non sarebbe mai arrivata, per aprire questo percorso. Ciascuno ci sta rimettendo qualcosa e tutti insieme siamo anche determinati a rimetterci ancora di più per aprire ancora di più la discussione. Naturalmente non ha senso sostituire una legge elettorale fatta nel 2013 da un Consiglio regionale con una legge elettorale fatta da 15 organizzazioni che riuniscono 20 persone. Non avrebbe avuto senso, non avrebbe avuto una garanzia di rappresentatività come oggi ovviamente non ce l'ha l'attuale legge elettorale, per cui questa era veramente l'unica strada, quella di aprire. E non l'abbiamo fatto perché siamo bravi e belli e buoni, lo abbiamo fatto perché è necessario, non si può fare diversamente. Poi a un certo momento, se riusciremo, come io credo riusciremo, a mobilitare forze sufficienti, arriveremo con un capitale politico di fronte alle forze che stanno in Consiglio regionale che necessiti queste forze a prendere una risoluzione chiara su questi punti qua, che sono punti di democrazia. Caterina e poi Enrico. Sì, Caterina Tani, Libero. Sì, tutti noi, anche Libero, insomma, negli anni aveva elaborato una proposta articolata e strutturata, insomma, di nuova legge generale, addirittura dal 2019, poi vabbè, insomma, non conclusa è iniziato il Covid, insomma, e in ogni caso per una serie di motivi, quindi è stata, compreso il Covid, è stata, come dire, accantonata, non dimenticata, perché comunque questo è davvero un argomento importantissimo per tutti noi. E in questo senso, per rafforzare rispetto a quello che ha detto Bustiano Composto, per rafforzare insomma quello che stava dicendo, è talmente antidemocratica appunto da non consentire nessuna affermazione, nessun riconoscimento di organizzazioni che sono fuori dalla coalizione di centrodestra o da quella di centrosinistra, perché se non stai lì dentro non riesci a esprimere nessuno. E l'assurdità di questa cosa, per esempio dell'antidemocraticità di questa cosa, è dato, sono preso più o meno la stessa percentuale sui giornali. Quel risultato è un grande successo di quella lista. In Sardegna una sconfitta, non solo, anzi, cioè, esposti anche all'udibrio, no? Non avete allogo, avete perso, non c'è
non c'è rimedio. Non solo per nessuno, diciamo, delle liste, ma questa legge non permette neanche almeno al candidato di quella terza opportunità di entrare, come dire, è una questione di rapporti di forza e noi insomma non è che ne abbiamo tantissimi, quindi pensiamo anche noi che questa alla fine sia stata la modalità e il metodo che forse, speriamo, siamo fiduciosi, ci porti, come dire, a suscitare un dibattito in Sardegna e a sollecitare un attimino anche la coscienza democratica, se c'è, di tanti consiglieri regionali con questa cosa. E se non vogliamo arrivare al 20, all'80% di gente che non va più a votare, forse bisogna darsi una mossa. Peraltro, se posso fare una nota, senza l'elezione diretta del Presidente della Regione non saremo nemmeno qui a parlare del caso del Cadenza, giusto? Questa, insomma, Esatto. è un po' questo il limite proprio più evidente. Il destino del Presidente si porta presso il destino di tutto il Consiglio. Bene, la nostra collocazione politica alle future elezioni era appunto quella di stare all'interno del campo del centro-sinistra con Francesco Piglero presidente. Quindi con ogni evidenza noi votammo contro l'attuale legge elettorale regionale perché era una legge che provava, e ci è riuscita, ad autoconservare il bipolarismo esistente, stare all'interno delle discussioni politiche, tra forze politiche e tra forze associative. Questo esempio, per quanto ci riguarda, non fa nessunissima eccezione, nel senso che noi siamo molto convinti di stare all'interno di un movimento che ipotizziamo, speriamo, ci auguriamo, lavoriamo affinché succeda, sia sempre più largo, sia sempre più ampio. È evidente, come diceva anche chi mi ha preceduto, che questo metodo partecipativo a me convince parecchio su due elementi, secondo me, premiali. Perché non è soltanto una proposta teorica, quindi, come dire, articolata di proposta, ma soprattutto anche di metodo. Perché questa è la domanda che nella sostanza veniva posta. Insomma. Anche il metodo è oggetto di discussione. Può essere una proposta definita, è oggetto di discussione, né tra i sardi né tra le sarde. Quindi noi lavoreremo in qualunque direzione per riaffermare dei principi proporzionali all'interno della legge elettorale e in particolar modo per evitare l'autoconservazione di questo gruppo politico dirigente, perché l'autoconservazione di questo gruppo politico di non io non si sarà anche la Sardegna. Sono l'unico che non si presenta. Mi ha fatto ridere adesso. CSS. Sì, CSS. Allora, il percorso condiviso è la base di tutto, quindi per cercare di unire il popolo sardo, quindi per quelli che sono discriminati la più grande discriminazione è la nazionalità e la lingua, che purtroppo verrà introdotta. Esempi sostanziali: gli sloveni sono intorno a 50.000 abitanti e hanno all'interno del Consiglio regionale friulano la propria rappresentanza. Gli angheresi potrebbero fare la stessa cosa, potrebbero fare i sassaresi, i galluresi e tutto il sardo. Quindi le cose sono tutte in divenire, il mondo cambia, queste leggi sono state fatte per cercare di arginare dei processi. Ora ce ne sono di nuovi, allarmanti, anche pericolosi. Non crediamo nel popolo sardo. Da Roma comandano, cioè noi dobbiamo fare la colletta per venire a fare queste riunioni. No, io l'istinto all'autoconservazione è difficile da... Sì, da sradicare. Però Domanda recepita. su questo è chiaro che l'autoconservazione è un processo dove c'è stata una torsione verso gli esecutivi, una cosa che si registra ovunque. Il punto per quanto ci riguarda è scommettere tanto
sulle forze sane che sono presenti nelle forze politiche organizzate, e fare in modo che questo dibattito coinvolga tutti, non solo i verdi, un'altra strada praticabile. E questo è il metodo che proponiamo. Io mi permetto solo di aggiungere una cosa. Qui ovviamente la responsabilità non ce l'abbiamo solo noi, ce l'avete anche voi come stampa, perché chiaramente noi siamo ben consapevoli del fatto che raccogliere consensi, raccogliere sostegno, raccogliere firme a favore di determinati temi è facile o comunque meno complicato, mentre farlo su una legge elettorale è estremamente complicato perché è vista come dire, un tema distante. Quindi secondo me è necessario anzitutto far capire alle tante sarde e tanti sardi di far saltare questa retorica un po' sciocca per cui i sistemi maggioritari sono quelli che garantiscono stabilità, i sistemi proporzionali sono quelli che garantiscono rappresentanza. Se vi ricordate, il Mattarellum era un maggioritario e ha prodotto i governi più instabili della storia italiana, della Seconda Repubblica almeno, e quello che è venuto dopo, la legge Calderoli, era una proporzionale che non garantiva nessuna rappresentanza. Quindi noi oggi abbiamo una legge tecnicamente proporzionale che, ed è questo il problema, tende solo però a riprodurre schemi bipolari, in cui forze che non si riconoscono in questo schema vengono automaticamente escluse. È un colossale problema di democrazia, lavoreremo perché diventi un tema di dibattito pubblico. Alla stampa chiediamo nel modo più imparziale e severo nei nostri confronti, ma dateci una mano, perché altrimenti non ne usciamo. Un unico dettaglio è quello che ci spaventa, e dovrebbe un po' spaventare tutti, alla forte immigrazione che l'Isola continua a vivere. Porta firme proprio per la riforma della legge elettorale esatta. All'interno c'è l'altra domanda che più o meno già è stata esposta in quella che è la vostra illustrazione, ovvero sia potenzialmente su tutte quelle che sono partiti e sigle che stanno presenti, in modo omogenizzi le singole situazioni. Sì, noi stiamo proponendo un modello che provi a fare sintesi, dove ciascuna forza dovrà, come è stato già detto da altri, fare dei passi indietro per raggiungere una sintesi, per l'appunto, che non è un compromesso. La sintesi è qualcosa di più alto, punta proprio sulla trasparenza. Quindi si riuscirà, se ovviamente ci vorrà del tempo, ma con l'approccio che anche arrivare qua è stato faticoso, anche mettere assieme forze di tradizioni diverse, di tradizioni politiche diverse, di culture organizzative, quindi siamo aperti a tutte le estrazioni politiche. Grazie. Siccome noi siamo fastidiosi un po' con i tempi, ma non adesso, però questa grande piattaforma alla fine si realizza e poi quando è che si fa sintesi, cioè nel senso prima del voto prossimo? Assolutamente. Siamo abituati a tempistiche. Il nostro tempi biblici. È ovvio che l'intenzione e faremo di tutto per arrivarci, è quella di farla arrivare, fare arrivare questo obiettivo, arrivare a questo obiettivo prima delle entro la prima metà del mandato. Ok. Buono. Abbiamo 2 anni e mezzo per litigare. Abbiamo 2 anni e mezzo per mettere. La prima fase del mandato, perché nella seconda sappiamo come funziona. Nella prima invece c'è forse una disponibilità di discussione più ampia. C'è più freddezza, meno condizionamenti, meno paura. Certo. Tutti andare a casa.